Iniziativa del prefetto per la giornata della memoria, oggi in prefettura. Gli studenti del liceo Leonardo in visita ai campi di detenzione di Auschwitz e Dachau raccontano le loro esperienze alle altre classi. Stanziati circa 105 milioni di euro per i danni causati dal ciclone, visita del capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile oggi a Niscemi per la frana che ancora è in atto. Appello della parlamentare Iacono del PD al Campo Largo in vista delle prossime elezioni amministrative di Agrigento. Blitz dei carabinieri a Palma di Montechiaro. Spacciavano olio di semi come extravergine. 2 arresti a Castrofilippo, responsabili di reati di danneggiamento. 2 marocchini a San Leone tentavano di rubare in un locale danneggiato dal maltempo. Francesco Pila, eletto nel Consiglio nazionale dell'Unione Stampa Cattolica, nel corso del Congresso nazionale che si è svolto a Torino. Visita della SSC Bari Generation presso l'Aragona Social Club, un'occasione di crescita per i giovani atleti. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi, martedì 27 gennaio. Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Prefettura di Agrigento in occasione del Giorno della Memoria e nel contesto di un percorso istituzionale avviato lo scorso 4 novembre per giungere alle celebrazioni dell'80° anniversario della Repubblica Italiana, si è svolto oggi presso la Prefettura di Agrigento la presentazione di un percorso storico-documentale sul tema trasversale Ogni banco ha la sua storia, memorie del Reggio Liceo Gennasio di Agrigento. Oggi Giorno della Memoria è un'iniziativa della Prefettura in collaborazione con l'Archivio di Stato e con le scuole agrigentine. Con le scuole agrigentine ha fatto bene perché il dialogo deve essere sempre costante con le giovani generazioni. Oggi in questo percorso che è stato ideato dall'Archivio di Stato nell'ambito di una propria progettualità che, come ho avuto modo di evidenziare più volte, è cominciato questo percorso il 4 di novembre come celebrazione istituzionale, prosegue con la giornata della memoria, il giorno del ricordo, il 25 aprile, per giungere poi il 2 giugno all'80° anniversario della Repubblica Italiana. Un percorso che deve vedere sempre necessariamente coinvolti i giovani, gli studenti e coloro che affiancano le istituzioni in questo percorso istituzionale. Oggi con l'Archivio di Stato creiamo un dialogo e una riflessione con gli studenti del liceo classico che hanno realizzato tanti elaborati che oggi verranno pure letti e commentati. Ma nello stesso tempo oggi si vuole fare memoria, ma non una memoria passiva, è una memoria costruttiva, una memoria in cui si prende consapevolezza e poi una memoria che, come ho detto, ci conduce ad un percorso istituzionale. Questo è il nostro compito, le istituzioni devono sempre mantenere viva questo rapporto con il territorio, con le scuole e fare sì che tutto ciò che è discriminazione, odio razziale non faccia parte del linguaggio degli studenti di oggi. Già dal novembre del 2025 un percorso di riflessione sul valore degli 80 anni della Repubblica. Siamo ormai all'inizio del 2026 e tra qualche mese saremo tutti chiamati a riflettere sul valore di questo anniversario significativo per la storia del nostro Paese. In questo percorso gli studenti sono stati resi protagonisti perché ogni azione che nasca dal mondo della scuola, dal mondo della cultura e dal mondo delle istituzioni deve guardare necessariamente a quella che è la formazione civica delle future generazioni. Questo percorso è la 4ª tappa, un percorso che valorizza una specifica memoria storica che è quella legata al 27 gennaio, giorno della memoria, e lo fa guardando da una particolare prospettiva storica che è quella del mondo della scuola.
Tutto questo percorso espositivo di cui a breve darò informazione si basa sull'introduzione naturalmente delle leggi razziali nel nostro Paese, ma soprattutto sulle conseguenze che tale applicazione generò all'interno del mondo della scuola. Perché questo? Perché ritengo che sia una riflessione necessaria quella che riguarda il mondo della scuola. Quando viene colpito il mondo della scuola, come in questo caso, viene colpito a mio avviso il cuore di uno Stato per le premesse di cui accennavo precedentemente. Gli alunni del liceo Leonardo di Agrigento hanno visitato i luoghi della memoria con visita ai campi di concentramento di Dachau e Auschwitz e stamani gli studenti hanno condiviso le loro esperienze con le altre classi per condividerne le loro emozioni vissute. Oggi, giorno della memoria, il vostro istituto, tanti ragazzi, studenti, hanno effettuato una visita ad Auschwitz e che oggi si ricorda e si parla di quel momento. Presi. Sì, oggi ovviamente in ottemperanza alla legge del 2000 del Parlamento italiano che ha istituito la giornata della memoria, ma anche alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, celebriamo una giornata che vuole essere un momento di approfondimento su quelle che sono delle tematiche che rientrano perfettamente nella formazione di cittadini consapevoli, anche in linea con gli obiettivi del nostro curricolo di educazione civica. Ma quest'anno la celebriamo anche con un'esperienza in più che abbiamo fortemente voluto di concerto con il Dipartimento di Storia e Filosofia del nostro liceo, che è stata quella del viaggio ad Auschwitz di un gruppo nutrito di nostri studenti che proprio la settimana scorsa hanno visitato quelli che è il caso di definire i luoghi dell'orrore. Anzi, per meglio dire, non li hanno visitati, li hanno abitati, nel senso che i ragazzi hanno provato delle sensazioni, la visione di ciò che è stato, di quell'orrore che è stato riportato attraverso ovviamente tutto ciò che hanno visto all'interno del museo, le immagini, proprio anche i luoghi stessi, sia Auschwitz che Birkenau, hanno fatto loro riflettere obiettivamente su quello che vuole rappresentare la giornata della memoria. La giornata della memoria per noi e per i nostri ragazzi deve rappresentare un momento di presa di coscienza collettiva che deve, in una scuola come la nostra, fortemente proiettata al futuro, deve assolutamente non dimenticare mai ciò che è stato nel passato, proprio perché l'orrore, frutto di una discriminazione razziale, etnica, fuori da ogni logica umana, dicevo, quella discriminazione deve essere invece, la lotta a quella discriminazione deve essere un punto di forza della loro formazione di cittadini veri e consapevoli. Le reazioni dei ragazzi? La reazione dei ragazzi è stata meravigliosa e la vedremo oggi, perché i ragazzi che sono partiti oggi in aula magna restituiranno la loro esperienza ai compagni che ovviamente non sono andati, non solo attraverso immagini ma soprattutto attraverso racconti. Spesso i ragazzi ormai si esprimono attraverso le immagini, lo sappiamo, nei social media, quindi immagini veloci che scorrono, che naturalmente dicono anche tanto, ma i racconti che vengono dal profondo dell'animo saranno quello che caratterizzerà oggi la celebrazione della nostra giornata della memoria. Devo anche sottolineare che abbiamo partecipato al progetto del Ministero dell'Istruzione che proprio ieri, attraverso un collegamento streaming, ha raccolto 6.000 classi italiane in un collegamento da remoto, sempre dai campi di Auschwitz e Birkenau, e anch'esso mi hanno riferito i miei studenti e gli insegnanti che li hanno seguiti, anche questa è stata un'esperienza straordinaria. Naturalmente il toccare con mano, ha il suo punto di forza, che era l'obiettivo che oggi ci siamo posti. Lo stanziamento complessivo di 33 milioni di euro da parte del Consiglio dei Ministri destinati alla Sicilia per i danni del ciclone Harry rappresenta il primo passo di un percorso
È un segnale di solidarietà per le popolazioni colpite. Queste risorse si aggiungono ai 70 milioni di euro messi a disposizione dal mio governo, portando così a 105 milioni le somme disponibili per i primi interventi. Questo quanto dichiarato dal Presidente della Regione Schifani al termine del suo incontro a Roma con i rappresentanti del Governo nazionale. Appena terminato il Consiglio dei Ministri che ha stanziato 100 milioni in tutto per le 3 regioni come prime spese urgenti. Si parte, questi 33 milioni si aggiungono ai nostri 72, abbiamo 100 milioni di disponibilità. Oggi già ho riunito la cabina di regia, si va avanti velocissimamente, non possiamo deludere le richieste che ci arrivano da tutta la Sicilia. Velocità, velocità, velocità. Questo è il mio impegno. Da un lato ci sono i 72 milioni di euro che il governo regionale ha messo a disposizione, dall'altro i 33 milioni concessi dall'esecutivo. La Sicilia, colpita dal ciclone Harry, tenterà di risollevarsi partendo da queste somme, mentre a Niscemi, importante centro del Nisseno, si apre un nuovo capitolo. Una frana con una lunghezza di oltre 4 km che ha già causato più di 1000 sfollati. È la Sicilia che si trova a fronteggiare un'emergenza dopo l'altra e ora inizia a fare i conti, unendo i contributi del governo regionale a quelli stanziati da Roma, per le prime spese necessarie. La proporzione tra i contributi è evidente, ma i 33 milioni approvati dal governo Meloni, che ha dichiarato lo stato di emergenza, saranno destinati ai primi interventi urgenti, come spiegato dalla Premier al termine della riunione dedicata alla dichiarazione dello stato di emergenza. Al momento la discussione riguardava i danni causati dal ciclone Harry. A Niscemi, infatti, è impossibile stimare attualmente l'entità dei danni provocati dalla frana. Fino a lunedì 26 il numero degli sfollati era già salito a 1500. Per quanto concerne lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri, il riferimento normativo è il Codice di Protezione Civile, in particolare l'articolo 25, che disciplina le situazioni emergenziali e stabilisce le priorità, soccorso e assistenza alla popolazione, ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, e prime misure di supporto per il tessuto economico e sociale. Col passare dei giorni, però, la quantificazione dei danni continua a crescere. La prima stima di 741 milioni di euro, redatta dalla Protezione Civile regionale, è superata di gran lunga. Si prevede di oltrepassare il 1,5 miliardi di euro, tra danni diretti e indiretti, ricorda Schifani poco prima della riunione del Consiglio dei Ministri. Visita stamani del Presidente della Regione Renato Schifani, accompagnato dal Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, nel comune di Niscemi, interessato a una frana che vede al momento oltre 1500 le persone sfollate. Il Capo della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano, si è recato oggi a Niscemi per un sopralluogo al Centro Operativo Comunale Koch. La visita mirata a gestire l'emergenza frana che ha causato oltre 1500 sfollati e la distruzione di diverse abitazioni. Insieme al presidente regionale Renato Schifani, Ciciliano ha dichiarato che al momento non è ferma la frana, quindi man mano il fronte frana entra dentro la città e diventa sempre più importante aumentare il numero degli evacuati, che conferma il numero di sfollati già comunicato dal sindaco oggi. Primo sopralluogo in elicottero con la componente scientifica del centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, il professore Casagli, che ha messo in evidenza non solo quello che è visibile e che tutti quanti voi avete documentato, ma in realtà è l'intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela. Significa fondamentalmente che l'impatto è un impatto particolarmente complesso. Bisogna essere onesti, ci sono delle case prospicienti sul coronamento della frana che ovviamente non potranno essere più popolate, quindi è necessario ragionare insieme al sindaco in una delocalizzazione definitiva di queste famiglie. C'è ovviamente una fascia di sicurezza che deve essere analizzata, qualsiasi altra considerazione è assolutamente prematura, perché ovviamente è necessario che l'acqua defluisca, perché è ancora presente nel sottosuolo. Una volta che l'acqua è defluita e quindi diciamo la parte che sta scendendo si sarà in qualche maniera fermata o rallentata, potrà essere fatta una valutazione più accurata su quelle che poi sono le zone di sicurezza. Un dato è certo, la frana
è assolutamente ancora attiva. Io stesso l'ho documentata col mio telefono mentre facevo il sopralluogo, quindi è chiaro a tutti che la situazione è particolare, è veramente molto complicata. Lei dice definitiva perché crolleranno le case che stanno sul ciglio? Allora, non so se crolleranno oppure no, ma è chiaro che se una casa è sul ciglio non potrà essere abitata, e quello che va comunicato, e chiedo a voi, gli operatori dell'informazione, di comunicarlo in maniera seria, ma siete tutti seri. La casa che è sul ciglio e che sembra integra è una casa che non potrà mai essere abitata, neanche potrà essere raggiunta dai vigili del fuoco per togliere quelli che sono i beni di queste case. Io voglio che sia chiaro, perché altrimenti infondiamo false aspettative che non è il caso di dare ai cittadini di Niscemi, che hanno rispetto, sono dignitosi, e quindi bisogna trattarli con rispetto e con dignità. Grazie. Poteva costruire? Grazie. È la pioggia o il torrente Grazie. che ha provocato? Stiamo facendo la valutazione, vi ringrazio. Grazie a tutti. Faccio una riunione e poi dopo ci ritorniamo. Grazie. Di quanti chilometri? Siamo ancora Ma sa, 4 km e 2, 3 km e 8, non cambia molto la cosa. Grazie. Basta. Grazie a lei. Grazie. Le iscrizioni al registro delle imprese della Camera di Commercio di Agrigento nel quarto trimestre del 2025 sono state 2.172 a fronte di 1.592 cancellazioni, determinando un saldo positivo di 580 unità. I dati relativi alla dinamica imprenditoriale del quarto trimestre 2025 evidenziano un andamento complessivamente positivo per il sistema economico della provincia di Agrigento, confermando segnali di consolidamento del tessuto produttivo locale. Nel periodo di riferimento le iscrizioni delle imprese al registro sono state 2.172 a fronte di 1.592 cancellazioni, determinando un saldo positivo di 580 unità. Tale risultato si traduce in un trend di crescita pari all'1,43%, valore che assume particolare rilievo se letto nel quadro delle persistenti incertezze del contesto economico generale. I dati del quarto trimestre, ha dichiarato il commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, Giuseppe Termini, restituiscono l'immagine di un sistema imprenditoriale che, pur operando in un contesto complesso, continua a esprimere capacità di iniziativa, adattamento e fiducia nelle potenzialità del territorio. Il saldo positivo rappresenta un indicatore significativo della vitalità economica della nostra provincia. La Camera di Commercio, prosegue il commissario, è impegnata a valorizzare tali segnali attraverso politiche di sostegno, mirate interventi di semplificazione amministrativa e azioni orientate allo sviluppo competitivo delle imprese, con particolare attenzione all'innovazione, alla sostenibilità, alla crescita occupazionale. L'obiettivo, ha concluso il commissario Termine, resta quello di rafforzare le condizioni favorevoli allo sviluppo economico, accompagnando il sistema imprenditoriale locale in un percorso di crescita stabile e duratura, in coerenza con le esigenze del territorio e le sfide del contesto nazionale ed europeo. Lettera aperta dell'onorevole Giovanna Iacono del PD in vista delle prossime elezioni amministrative. Agrigento è il capoluogo della nostra provincia. Non stiamo parlando di una partita di serie minori. Le imminenti elezioni comunali rappresentano una sfida cruciale per la dignità della città, con ricadute sugli equilibri politici dell'intera isola e per la costruzione di un campo largo di servizio. È arrivato il momento di fare chiarezza con onestà intellettuale e spirito costruttivo. Non mi sono mai sottratto al confronto e non lo farò adesso. La mia presenza e il mio ascolto, fin dai primi passi dell'area progressista, sono la testimonianza di una volontà precisa di esserci e di dare il mio contributo. Agrigento è una città politicamente complessa, specie per le forze progressiste, dove l'astensionismo è altissimo e il centrodestra rappresenta un sistema di potere radicato e strutturato. In questo contesto il circolo cittadino del PD ha svolto un lavoro importante per tenere accesa la luce sui temi e programmi, ma questo da solo non basta, lo dice in una nota Giovanna Iacono, deputata del Partito Democratico a Roma.
Non è il tempo delle polemiche, continua la parlamentare agrigentina Iacono, specie se caratterizzate da un'insopportabile autoreferenzialità che hanno l'unico effetto di allontanare e tenere distanti tantissimi militanti ed elettori, anche potenziali, stanchi di mesi di malevolo chiacchiericcio social contro il partito e i suoi gruppi dirigenti. Per questo motivo, afferma Iacono, non è inutile rimarcare errori, responsabilità che hanno prodotto tutto questo, è invece necessario archiviare immediatamente questa fase, superando metodi e riuscendo a guardare avanti. Agrigento è il capoluogo della nostra provincia, non stiamo parlando di una partita di serie minore, le imminenti elezioni amministrative rappresentano una sfida cruciale per la dignità della città, con ricadute sugli equilibri politici dell'intera isola per la costruzione del campo largo di centro-sinistra. Dentro questa impostazione, il Partito Democratico, dal livello regionale a quello nazionale, deve sentirsi coinvolto e partecipe nelle scelte, aggiunge la parlamentare del PD Iacono. Abbiamo una responsabilità enorme verso le agrigentine e gli agrigentini. Non possiamo sbagliare, non possiamo offrire spettacoli indecorosi, dobbiamo essere all'altezza della storia del nostro partito e dell'importanza della città di Agrigento. Un PD diviso e litigioso è il più grande regalo che possiamo fare alle destre. Basta polemiche interne, basta comunicati stampa maliziosi, sono regali agli avversari che ringraziano e si compattano. Abbiamo il dovere morale, afferma la Iacono, di rimettere al centro la politica, la visione del futuro e i programmi per costruirla e di farlo tutte e tutti insieme. Per questo motivo ritengo che serve un approccio pragmatico, oltre che politico, sui vari fronti. Il punto fermo è la costruzione di una lista del Partito Democratica forte e competitiva. Su questo sono stata sempre chiara e sono certa di non essere sola. Non ho dubbi infatti che in questo sforzo cruciale avremo il contributo determinante e convinto di chi ha importanti responsabilità istituzionali del partito. Non possiamo permetterci di consegnare la città alla destra per il gusto di una battaglia di testimonianza. E quindi basta rinvii. È stata già programmata una riunione della segreteria regionale, un tavolo di lavoro vero, politico e pragmatico, nella quale si guardi in faccia la realtà delle cose e si costruisca l'alternativa migliore possibile, conclude la parlamentare del PD Giovanna Iacono. Olio di semi spacciato e venduto come extravergine, blitz dei carabinieri a Palma di Montechiaro, 24 gli indagati. Blitz all'alba di oggi a Palma di Montechiaro dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento insieme ai loro colleghi del reparto tutela agroalimentare. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento con il pubblico ministero Annalisa Failla, che ha fatto scattare numerose perquisizioni tra le aziende, le abitazioni e i magazzini, portando alla luce un presunto sistema di contraffazione nel settore agroalimentare. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'olio di semi sarebbe stato miscelato con clorofilla per alterarne il colore e l'aspetto e farlo apparire quindi come olio extravergine di oliva. Il prodotto ottenuto sarebbe poi finito sul mercato in quantitativi rilevanti e distribuito in gran parte della Sicilia e in alcune zone della Calabria. 24 sono gli indagati. I reati ipotizzati a vario titolo sono quelli di associazione a delinquere, truffa, riciclaggio e alterazione della composizione degli alimenti. Nel corso delle perquisizioni effettuate dall'Arma, eseguite anche in garage e depositi, i militari hanno sequestrato quasi €500.000 in contanti, ritenuti riconducibili all'attività illecita. Sotto sequestro sono finiti inoltre migliaia di litri di olio di semi, quantitativi di clorofilla utilizzata per la miscelazione, oltre a computer, tablet e telefoni cellulari. Recuperato e sequestrato anche un libro mastro, considerato dagli investigatori una sorta di contabilità delle operazioni illecite. Nel corso dei controlli sarebbero state rinvenute e sequestrate anche cisterne contenenti gasolio detenuto illecitamente.
Operazione dei Carabinieri a Castrofilippo, 2 gli arresti effettuati, padre e figlio rispettivamente di 43 e 17 anni, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. A Castrofilippo i carabinieri della locale stazione, con il supporto del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Canicattì, hanno tratto in arresto in flagranza di reato 2 soggetti, padre e figlio, rispettivamente di 43 e 17 anni, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito nell'immediatezza dai militari operanti, i 2 avrebbero appiccicato il fuoco a un'autovettura e al portone di un'abitazione privata, creando una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità. Nel corso dell'intervento, uno dei 2 soggetti ha inoltre opposto resistenza alle forze dell'ordine. In seguito alla perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati oggetti atti a offendere materiale infiammabile ritenuti compatibili con i fatti contestati. Al termine, il minorenne è stato condotto presso una struttura di prima accoglienza, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, mentre l'altro, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L'episodio si riferisce nell'ambito dei mirati servizi di rinforzo predisposti negli ultimi giorni dalla compagnia dei Carabinieri di Canicattì, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alle aree ritenute maggiormente sensibili. Tali servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni con riguardo al fine settimana, garantire quindi una costante presidio del territorio e una più incisiva azione di contrasto alle condotte illecite condotte dall'Arma dei Carabinieri. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Agrigento hanno tratto in arresto di flagranza di reato 2 fratelli di 19 e 23 anni di origine nordafricana, ritenuti responsabili di un tentato furto all'interno di un locale ubicato nella frazione balneare di San Leone. I militari impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno notato i 2 giovani aggirarsi con pare sospetto nelle ore notturne nei pressi di un ristorante recentemente danneggiato dalle mareggiate provocate dalle avverse condizioni meteorologiche riconducibili al ciclone Harry. A seguito di un controllo, gli operanti sono stati sorpresi all'interno dell'attività mentre tentavano di esportare generi alimentari e bevande per un valore complessivo stimato di oltre 1.000 euro. Nel corso dell'intervento è stato inoltre rinvenuto nella disponibilità degli arrestati e sottoposto a sequestro un grosso coltello da cucina. Al termine delle formalità di rito, i 2 soggetti a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Nonostante fosse gravata dal divieto di avvicinamento con obbligo di stare lontano almeno 500 metri dalla persona offesa, avrebbe violato la misura arrivando ad aggredire per la strada la rivale. Dopo l'ultimo episodio e le reiterate violazioni alle prescrizioni della misura cautelare a cui era sottoposta, i carabinieri della tenenza di Ribera nei giorni scorsi hanno arrestato una 35enne di Ribera in esecuzione a un'ordinanza di applicazione di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Sciacca. L'indagata, dopo le formalità di rito, è stata accompagnata nella propria abitazione agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. La 35enne, per motivi personali e privati, avrebbe ripetutamente minacciato, insultato, offeso e molestato un 30enne di Ribera, una storia che andava avanti da tempo. La vittima non ce l'ha fatta più a sopportare una simile situazione ed è stata costretta a chiedere aiuto ai carabinieri. Linea alla regia per la pubblicità. Colpo al traffico di droga a Messina, 15 gli arrestati all'alba di oggi. 15 persone sono state arrestate nell'ambito di un'imponente operazione antidroga della Polizia di Stato di Messina, scattata dalle prime luci dell'alba. Gli arresti sono stati eseguiti in attuazione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura della Repubblica DDA. I destinatari del provvedimento sono ritenuti responsabili a vario titolo
dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti, nonché dello spaccio al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana, attività che alimentavano un consolidato circuito illecito sul territorio. All'operazione, coordinata dalla squadra mobile di Messina, hanno partecipato circa 100 operatori della Polizia di Stato, con il supporto delle squadre mobili di Catania e Siracusa, delle Sisco di Catania e Messina, dei reparti prevenzione crimine e delle unità cinofile. Il collega Francesco Pira è stato eletto nel Consiglio nazionale dell'Unione Cattolica Stampa Italiana nel corso del Congresso nazionale che si è svolto a Torino. Da tanti anni milito nell'Unione Cattolica della Stampa Italiana, nell'UCSI, essere chiamato a svolgere un'attività di servizio a livello nazionale è sicuramente bello, perché riesce a dare un contributo a livello di proposte, di idee. E io voglio ringraziare davvero il presidente regionale Gaetano Rizzo, voglio ringraziare il presidente nazionale Vincenzo Varagona, ma tutta la delegazione della Sicilia, ma anche tutte le delegate e delegati che mi hanno votato e che mi hanno permesso appunto di raggiungere questo risultato. A questo punto da parte mia c'è sicuramente l'impegno, intanto proprio a partire dalla mia provincia, da Agrigento, dove prima esisteva una sezione dell'UCSI e da qualche anno non c'è più, quindi speriamo di riaprirla molto presto, e poi naturalmente anche di dare il mio contributo a un'associazione in cui credo, è un'associazione il cui impegno e i cui valori sono totalmente condivisi da me da tantissimi anni. Quindi sono certo che questa nuova squadra del presidente Varagona, che tra l'altro ha come vicepresidente Mimmo Interdonato, ha in squadra come consigliere nazionale Laura Simoncini, che è anche vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti, e altri colleghi siciliani, ma anche autorevoli colleghi da tutte le regioni d'Italia, sono certo che saprà fare un lavoro utile per ribadire valori che per noi sono fondanti, valori dei giornalisti cattolici, valori dei comunicatori sociali, che credono appunto che attraverso questa forma associativa si possa fare tanto, e tanto si farà. La carta d'identità cartacea non vale più. Che fare? Sentiamo Livio Suterasardo dell'Associazione Consumatori Asso Utenti. La carta d'identità cartacea non vale più. Che consigli dare? Allora, secondo il regolamento europeo, dal 3 agosto la carta d'identità cartacea purtroppo non vale più. Quindi coloro i quali hanno la carta d'identità cartacea ma con scadenza 2026, 27, 28, non ha importanza quanto, purtroppo dal 3 agosto scade e non c'è niente da fare, non varrà più. Quindi devono necessariamente recarsi ai comuni e farsi la CIE, la carta di identità elettronica, con la quale tra le altre cose possono accedere attraverso il loro PIN, possono accedere sempre ai vari uffici come l'Agenzia delle Entrate, le poste, il comune e così via. È una cosa semplicissima, purtroppo ci dobbiamo adeguare a quelle che sono le regolamentazioni europee. Ha un costo però? No, perché la CIE è gratuita, quindi non c'è nessun costo, è assolutamente gratuito, tutto quanto. Dalla elettronica di Potenza alla Smart Road, a Catania la Samo Trace presenta i prototipi e le traiettorie industriali. Le interviste. Oggi proviamo a svolgere il nostro compito, che è quello di portare insieme l'Accademia, quindi gli enti di ricerca e le università dell'ecosistema Samotrace, insieme alle aziende del territorio che abbiamo convocato ad una affinché fossero presenti oggi a discutere con noi, a dialogare. Allora, il motivo e l'idea fondante di questa iniziativa oggi è proprio quella di colmare o dare un contributo in realtà per cercare di colmare il gap che esiste, non possiamo negarlo, tra la ricerca, il prodotto della ricerca e il tessuto produttivo del nostro paese.
c'è una distanza che va colmata e ci sono delle azioni possibili, possiamo immaginare di fare, e il progetto Samotrace nell'arco dei suoi 3 anni di vita ha sviluppato proprio quest'idea. L'evento di oggi è una straordinaria occasione per riportare agli stakeholder, alla comunità e al territorio i risultati raggiunti in 3 anni di lavoro all'interno dell'ecosistema Samotrace per quanto riguarda la mobilità sostenibile e intelligente e l'energia. È stata un'esperienza veramente importante e straordinaria quella di Samotrace, perché testimonia l'estrema vitalità del tessuto della ricerca e dell'innovazione in Sicilia, ha aperto nuovi canali di collaborazione con la piccola e grande impresa del nostro territorio e potrà riversare il proprio potenziale di innovazione e di nuova sperimentazione per tutto il territorio e per l'economia della Sicilia e del Paese nei prossimi anni. Il progetto non si conclude qua, ci saranno per tutti i giovani ricercatori, addirittura avete sentito anche i numeri, si parla di 2000 ricercatori impegnati nel progetto Samotrace in questi 3 anni che hanno alimentato questo progetto e oggi ci hanno consentito di dimostrare anche attraverso delle demo proprio di far verificare, far toccare con mano i risultati di questo grande progetto. E addirittura molte tecnologie sviluppate hanno raggiunto già un livello di industrializzazione e questo significa, noi misuriamo l'avanzamento della ricerca attraverso un parametro che si chiama TRL, il 9 è il punteggio più elevato. Oggi abbiamo visto che ci sono state sviluppate grazie a Samotrace delle tecnologie che sono arrivate già a un TRL 9. 8-9 e questo è un grande risultato. Ha visto anche la partecipazione di tanti stakeholder, di tante aziende che ovviamente hanno dimostrato grande interesse per questo evento, che si è chiuso con una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di eminenti personalità operanti nel campo della smart mobility e dell'energia. Oggi siamo alla seconda delle 4 giornate di restituzione agli stakeholder delle attività di Samotrace. Oggi in particolare si parla di mobilità intelligente, smart mobility ed energia, declinata appunto come fa Samotrace, quindi dispositivi micro e nanotecnologie per mobilità sostenibile ed energia. Abbiamo presentato i risultati a più alta maturità tecnologica nella giornata di oggi. È stato importante far questo proprio per staccarci da quella che è la pura attività di ricerca, da invece risultati che possono avere un impatto sulla società e sull'economia. Quindi la presentazione agli stakeholder, la presentazione ai portatori di interesse attraverso pitch, elevator pitch appunto, e attraverso la presentazione dei numerosi demo che avete visto durante la giornata. La giornata è stata conclusa dalla tavola rotonda che ha visto partecipanti di rilievo nelle due tematiche coperte oggi, proprio per aprire la discussione a quello che verrà dopo, a quello che è l'importanza della giornata, l'importanza dei risultati ottenuti e soprattutto le prospettive. Con i prossimi eventi copriremo le tematiche di beni culturali e di agricoltura e ambiente, per poi concludere ad aprile con l'evento istituzionale che si terrà l'8 aprile ai Benedettini a Catania. E si è svolta sabato 24 gennaio la visita tecnica della SSC Bari Generation presso l'Aragona Soccer Club. La giornata tra campo e confronto tecnico ha rappresentato un'importante occasione di crescita e condivisione per i giovani atleti, confermando l'impegno delle due società nella formazione sportiva ed educativa dei ragazzi. Le interviste di Davide Sardo. Siamo molto contenti di ospitare i tecnici del Bari oggi qui ad Aragona. Infatti volevo ringraziare il sindaco Pendolino, l'assessore allo sport Angelo Galluzzo e pomeriggio saremo presenti a Comitini, per questo tengo a ringraziare il sindaco Luigi Negrelli. Oggi abbiamo portato qua i tecnici del Bari, un'affiliazione nata per caso, però tramite questa possiamo dare qualcosa di nuovo per i nostri ragazzi, una metodologia che viene utilizzata nelle squadre professionistiche.
Come procede il lavoro della vostra scuola calcio? La nostra scuola calcio è presente da 10 anni qua nel territorio di Aragona, abbiamo i bambini dai 5 ai 18 anni, le iscrizioni sono sempre aperte, quindi potete venire a provare tranquillamente. Ci tengo a ringraziare tutte le famiglie che sono sempre con noi, infatti oggi saremo tutti insieme a mangiare per chiudere nel migliore dei modi questa bella giornata. Oggi al Totorrusso abbiamo ospitato, grazie all'associazione sportiva Soccer Club Aragona, lo staff tecnico del Bari, una società che non sta a me qua a dire perché sicuramente è grande blasone e milita in Serie B, ha militato in Serie A, quindi oggi li abbiamo qua al Totorrusso in questa splendida cornice di Aragona. Io come assessore allo sport sono sempre davvero felice, contento e molto entusiasta di ospitare questi momenti di aggregazione tra ragazzi, e per Aragona sicuramente è un momento importante di socializzazione, quindi spero che anche nel proseguo abbiamo queste occasioni dove le famiglie si possono ritrovare in questa bellissima cornice insieme ai loro ragazzi. L'importanza di questa iniziativa sportiva calcistica giovanile a Comitini. Ma noi investiamo sui giovani, come vedete. Da qualche anno abbiamo ricominciato con il calcio a Comitini proprio per dare la possibilità a questi giovani non solo di fare sport, ricordiamoci che fa bene alla salute, ma anche per farli stare insieme, quindi per socializzare e soprattutto per togliere da davanti la televisione e da davanti ai cellulari. Questa è una delle cose di base e di importanza. Dopodiché, dopo che abbiamo iniziato l'attività calcistica anche a Comitini, grazie ai mister che si occupano di questi bambini, diamo la possibilità anche di metterli in vista, e questo come? Attraverso i tecnici del Bari, oggi ospiti tra Aragona e Comitini. E questa è una bella attività che continueremo anche nel futuro, proprio per dare visibilità e, perché no, un futuro a questi giovani ragazzi. Ha consegnato ai tecnici del Bari una targa in ricordo di questa giornata? Sì, in ricordo di questa giornata, perché loro si devono ricordare, ma verranno anche il prossimo anno, della nostra Comitini, la città più piccola d'Italia, che il 3 luglio del 1859 issò per prima in provincia di Agrigento il tricolore. L'incontro con i tecnici del Bari per sviluppare e rilanciare il calcio giovanile ad Aragona. Assolutamente, oggi è una giornata bellissima di condivisione, di sport dei bambini con gli emissari del Bari che sono venuti a visionare un po' la metodologia di lavoro che fanno questi bambini. Peraltro oggi siamo ospiti anche nella struttura di Comitini ed è molto bello perché vedo questi ragazzi che si divertono, che condividono la stessa passione per uno sport meraviglioso che è il calcio. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268, il digitale terrestre, per le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9 in altri servizi. Inoltre si possono vedere sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona giornata.